Il sentimento è quello di trovare ancora nei saldi quello strumento fondamentale, essenziale e per il rilancio, per andare incontro naturalmente ai consumatori, ma soprattutto anche poi per quello che è a monte le tenute finanziarie dei nostri esercizi commerciali. Non sono solo i clienti a caccia di sconti ad aspettare le svendite di fine stagione, i saldi restano un passaggio atteso anche dai commercianti. Secondo un'indagine condotta da Confcommercio Veneto e Unioncamere, il 52% degli intervistati prevede di spendere da domani la stessa cifra dell'anno scorso, il 16% qualcosa in più, ma quasi il 33% invece annuncia che spenderà di meno. Anche sui saldi pesano i contraccolpi dell'inflazione che ha investito i settori primari, dall'alimentare all'energetico. Si vedrà, dice Paludetti, se prevarrà questo aspetto oppure se la complessiva ripresa dell'economia nazionale farà sentire i suoi effetti benefici anche sul commercio, che a sua volta ha cercato di non riversare sulla clientela i continui rincari. Non siamo andati, o perlomeno abbiamo scaricato, in minima parte quelli che erano al fine del 2022 e dell'inizio 2023 i costi energetici e dopo i costi di fornitura, di produzione, che purtroppo sono saliti molto, e questo spero che ci premi. Il settore moda è quello su cui si concentreranno le attenzioni dei trevigiani. Si prevede una spesa media a famiglia di 259 euro per l'abbigliamento contro i 236 a livello veneto, 214 euro per le calzature e 150 per gli accessori. Treviso seconda in Veneto per soglia di spesa, solo a Rovigo che tocca i 336 euro. La previsione rispetto ai saldi dell'anno scorso è di un aumento di spesa del 20%. Siamo anche contenti di vedere il dato che i negozi fisici, i negozi, di prossimità sono quelli diciamo preferiti, quindi, anche questo ci conforta. È chiaro che, le difficoltà sono tante, ma, l'ottimismo non deve mancare. Si parte con gradualità, le svendite proseguiranno fino a fine agosto con un progressivo aumento della percentuale di sconto. Le prime con la nuova direttiva europea Omnibus entrata in vigore il 1° luglio, che fissa dei paletti alle operazioni commerciali più spregiudicate.